Ben ritrovati dalla redazione. È morta ieri sera la 77enne che all'ora di pranzo ieri è stata investita in Viale Miramare all'altezza del civico 325 nei pressi del bivio sul lungomare di Barcola. I soccorritori del 118 intervenuti con l'ambulanza e l'automedica hanno trovato l'anziana distesa per terra in gravissime condizioni. La donna Egle Orzanna, originaria della provincia di Treviso, è stata travolta da una Opel Corsa con alla guida un 89enne rimasta illesa che viaggiava in direzione della costiera. La dinamica dell'incidente è apparsa subito chiara alle pattuglie della polizia locale. La vittima ha attraversato improvvisamente la strada in direzione del lato Maro. Fanculo. La vittima ha attraversato improvvisamente la strada in direzione del lato mare senza accorgersi che proprio in quel momento stava sopraggiungendo la macchina. La conducente del veicolo dal canto suo non si è resa conto del pedone sulla carreggiata e l'ha centrata in pieno senza riuscire a frenare in tempo. La 77enne ha fatto un volo di almeno una decina di metri sull'asfalto. La donna è andata in arresto cardiaco, ha perso sangue, come visibile anche dalla carreggiata in prossimità del marciapiede. È un intervento finalmente finito da ieri mattina. Il cavalcavia di Sistiana, che sovrappassa la bretella dell'autostrada A4, è interamente percorribile nei due sensi di marcia. Anche le ultime opere di dettaglio, nello specifico la posa dei giunti di dilatazione, sono state completate. A dare l'annuncio della conclusione dell'intervento, la cui parte più importante è consistita nella totale sostituzione del corpo centrale del ponte nella messa a punto dei piloni di sostegno dello stesso, l'ingegner Luca Vittori, responsabile del cantiere per conto di FVG Strade, che ha seguito passo dopo passo per 8 mesi lo sviluppo dell'intervento. Due le novità diffuse da Trieste Airport. Primo, dal 30 marzo prossimo, nell'ambito della programmazione voli 2025, Trieste Airport e la Mezzia Terme saranno collegati con un volo aereo operato da Ryanair e i biglietti relativi sono già acquistabili su tutti i canali di vendita. Il volo avverrà 2 volte a settimana, il mercoledì e la domenica. Secondo, dal 30 marzo 2025 Ryanair collegherà direttamente il Friuli Venezia Giulia e Praga in Repubblica Ceca 2 volte alla settimana nei giorni di giovedì e domenica. Salgono dunque a 27 le destinazioni nell'estate 2025. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo sereno oggi o poco nuvoloso per velature, sulla costa Bora moderata, poi Borino, gelate in pianura e nei fondovalle, temperature in pianura fra -2 e 2 gradi le minime, massime fra 10 e 13, così anche sulla costa minime fra 3 e 6 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.